Eccoci qua ancora con Mister Topolini, sempre al centro commerciale Torri d'Europa, al terzo piano. Oggi ragazzi sono veramente tantissimi, quindi io vi presento il prossimo. Nome, cognome e il numero. Luca Rebec, 37, Quanti anni hai? 24. E che cosa fai nella vita? Vogliamo sapere tutto. Allora, lavoro per le televisioni, un po' per Tele4, un po' per Sky, un po' per tutte le televisioni. Chi chiama vado, insomma non ho un posto fisso. Insomma. Fai il presentatore? No, faccio operatore televisivo. E hai studiato da qualche parte? Hai fatto qualche corso? Ho studiato presso il Galvani il corso del tecnico industrie audiovisive. Di lavoro, invece nel tempo libero come ti diverti? A smontare e rimontare la mia macchina, a rifarmi l'impianto, cioè mi diverto come hobby a distruggere la macchina e dopo rimontarmi. E poi però la rimetti a posto. Vacanze? Forse in Croazia con la ragazza e gli amici metà agosto, adesso vediamo come riesco a organizzare anche quei lavori. Ok, il tuo punto di forza e un tuo punto debole. Punto di forza è il mio carattere, che se mi punto su una cosa finché non la porto a termine non mollo. Punto di debolezza è che tante volte sono troppo tenero con chi non merita. Troppo generoso? Sì, troppo generoso con gente che poi alle spalle ti pugnala. Ok, senti, a Mister Topolini come sei arrivato? Tramite un servizio, visto che lavorando per Tele4 è stato fatto il servizio, sono arrivato qua, ho detto ho fatto anche mio fratello, quindi adesso provo ad andare avanti anch'io. Hai fatto bene, allora senti un grande in bocca al lupo. Se vuoi fare un saluto alle telecamere di Mister Topolini, il microfono è tutto tuo. Un saluto a tutti, votatemi e speriamo di andare avanti, grazie, ciao. Ciao, grazie.